pozdravljeni, lepo vas pozdravljam na tokratni tiskovni konferenci po obisku predsednika avtonomne države Julijske krajine Massimiliano Fedriga v Sloveniji. Prosim ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja, potem še predsednika avtonomne krajine Julijske krajine za kratke izjave in potem za morebitno vprašanje. Lep pozdrav sem skupaj, zelo me veseli, da je v tem lepem ambientu grada Strmol današnji gost predsednik Massimiliano Fedriga, s katerim sem imela zelo dober pogovor. Seveda smo ugotovila, da so odnosi med Republiko Slovenijo in deželo Podjemljivo Julijsko krajino na zelo visoke ravni, zelo dobri odnosi. Še posebej smo vesela tega, da tako italijanska manjšina v Sloveniji, kot slovenska manjšina v Italiji uživata podporo naših oblasti. Naj posebej povem, da sem vesel, da se je nekako rešil grozeči problem glede financiranja slovenskih medijev v Italiji, da je pomaknil tisti, kot sem rekel, amandma, bi lahko poslabšal stanje glede financiranja teh medijev. Zelo me veseli tudi to, da sva z Massimilianom ugotovila, da si vsi želimo, da se Narodni dom v Trstu čim prej vrne v slovenske roke in da to stoletnici požiga Narodnega doma leta 2020 še posebej obeležimo z nekim dogodkom. Lahko tudi povem, da sem pred svojim obiskom v Italiji lansko leto, ko sem obiskal zunanjega ministra Italije, imel srečanje z predstavniki naše manjšine v Italiji, ki so mi zagotovili, da prav gospod predsednik, naš gost Massimiliano Fedriga, ima zelo pozitiven, konstruktiven odnos do naše manjšine, zato sem danes to izrazil željo, da se to dobro nadaljuje. Odločila sva se, da bo čim prej, torej še v prvi polovici tega leta, organizirala zasedanje skupnega odbora v Julijski krajini Sloveniji, kjer bomo v delovnem ozračju nadaljevali z dobrimi projekti in zasnovali nekatere nove. Spregovorila sva o problemu migracij, kjer sva izrazila željo, da nadalje še naprej dobro sodelujemo pri preprečevanju ilegalnih migracij, pri dobrem obmejnem sodelovanju naših organov in seveda v skupni zgodbi Evrope, ki mora najti način, kako dobro nasloviti to migrantsko problematiko in seveda ne še omenim področje gospodarstva, turizma, imamo odlično blagovno menjavo poselitve in seveda dober odbor turistov, da na vseh teh področjih lahko dosežemo še izboljšave z določenimi skupnimi projekti, o katerih smo danes govorila. Tukaj bom zdaj prepustil besedo kolegu Massimiliano. Un cordiale saluto a tutti i presenti, sono molto lieto di aver partecipato e di aver ospitato qui in questo bellissimo spazio del castello di Strmol il presidente del Friuli, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Abbiamo avuto un dialogo molto proficuo con il quale abbiamo ribadito l'importanza dei buoni rapporti tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia e l'impegno comune a mantenere e a migliorare questi rapporti. In una prima fase abbiamo discusso dell'ottimo sostegno che i rispettivi paesi dedicano alle minoranze, quindi a quella slovena in Italia e a quella italiana in Slovenia. Sono molto lieto anche di essere stato edotto, è stata trovata una soluzione per il finanziamento di alcuni media sloveni in Italia, quindi è stato ritirato l'emendamento che prevedeva dei tagli a questa tipologia di media. Inoltre sono molto lieto che il presidente Fedriga abbia sostenuto la nostra proposta di far ritornare in mani slovene il Narodni dom, la casa di cultura slovena, in questa occasione oggi abbiamo discusso anche di un'eventuale celebrazione
nel 2020 in occasione del centenario dell'incendio al Narodni dom di Trieste. Prima della visita che ho avuto con il ministro degli affari esteri italiano, i rappresentanti della comunità nazionale slovena in Italia mi hanno ribadito gli ottimi rapporti che il presidente Fedriga ha nei loro confronti, e quindi auspico che questi rapporti continuino sulla stessa strada anche in futuro. Abbiamo concordato che nella prima metà di quest'anno si riunirà il comitato congiunto tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia. Continueremo a parlare di progetti che sono già in corso, ma anche di eventuali nuove progettualità. Abbiamo discusso il tema delle migrazioni, anche in questo settore continua l'ottima collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia per quanto riguarda il contrasto alle migrazioni illegali, questione che dovrà e deve essere affrontata anche a livello di Unione Europea. Poi abbiamo discusso anche in termini economici e turistici. Lo scambio commerciale tra le due regioni, la Repubblica di Slovenia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è ottimo. Le attività turistiche che coinvolgono le due regioni sono molto buone, però bisognerà continuare a lavorare su alcune nuove progettualità, e anche di questo abbiamo discusso in occasione. Adesso cedo la parola al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dottor Massimiliano Federica. Intanto ringrazio la Repubblica di Slovenia, la persona del suo Vice Premier, nonché Ministro degli Esteri, per la collaborazione che c'è sempre stata fra la nostra regione e lo Stato di Slovenia. Lo ringrazio perché noi non siamo due paesi confinanti, o meglio, non siamo solo due paesi confinanti, siamo popoli che hanno avuto una parte di storia comune, una parte di cultura comune, una parte di economia comune. E questo non dobbiamo dimenticarlo quando teniamo stretti le condivisioni, anche le iniziative tra Regione Friuli Venezia Giulia e Repubblica di Slovenia. Su questo, e proprio per questo, come ho avuto modo di dire al Vice Premier, la minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia non è un corpo estraneo alla regione che viene dalla Slovenia e noi cerchiamo di essere simpatici. Per quanto ci riguarda è una parte integrante della cultura, della tradizione, della storia del Friuli Venezia Giulia. E quindi è nostra parte e nostro interesse valorizzarla e dare le risposte necessarie perché possa trovare anche all'interno delle istituzioni le risposte di cui ha bisogno. Non soltanto la questione penso non soltanto alla questione dei media, quindi di una libera informazione delle minoranze, ma per esempio una cosa di cui non sono convinto, anche se oggi non ho competenze di carattere nazionale, è che bisognerebbe cominciare ad ipotizzare un percorso che svincoli la rappresentanza della minoranza in Parlamento ai partiti politici. Bisogna garantire una rappresentanza della minoranza che possa avere come unico obiettivo quello di poter portare le istanze all'interno degli organi assembleari della minoranza stessa e non sia invece semplicemente utile a una o all'altra parte per le convenienze del momento. Questo vuol dire rispettare le minoranze e darle una dignità all'interno delle istituzioni. Poi per quanto riguarda l'immigrazione, anch'io devo ringraziare la Repubblica di Slovenia per la costante collaborazione che c'è sempre stata. Penso che questo sia un esempio a livello europeo di condivisione delle responsabilità e di solidarietà tra Stati. Purtroppo non sempre avviene così, però come ho avuto modo di dire, quando facciamo rispettare le regole, ed è quello che stiamo facendo in Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia, i muri non si alzano. Quando saltano le regole, purtroppo, e noi vogliamo combattere perché ciò non avvenga, i muri si alzano. Ed è questo anche l'appello che noi dobbiamo fare a tutti i paesi della rotta balcanica per quanto riguarda l'immigrazione, dove chiedano aiuto all'Europa, chiedono aiuto ai nostri paesi, ma controllano i confini europei e i confini che sono confini di tutti i popoli che vivono in quest'Europa. E questo lo proponiamo proprio con la consapevolezza che la vittoria dell'Europa, e che potrà avere l'Europa, è quella che i cittadini possano circolare liberamente,
possono andare da un paese all'altro e possano crescere insieme. Anche per quanto riguarda il turismo, l'area confinaria è un'opportunità che noi vogliamo sfruttare. Per esempio, ipotizzando progetti condivisi anche da presentare, per esempio, in Europa, per far vedere che i confini si sono abbattuti anche da quel punto di vista. È un'opportunità di offrire un qualcosa che è un po' italiano, un po' sloveno, qualcosa che è stato vicino ma separato negli anni. Penso che possa invece essere un grande richiamo e sarebbe, penso, uno dei pochi progetti a livello europeo o dei pochi progetti a livello europeo che possono svilupparsi ed avere una visibilità di carattere internazionale. Infine voglio sottolineare anche l'approfondimento che abbiamo fatto sulla parte infrastrutturale, perché i due popoli e le genti si parlano, si muovano, si conoscono e facciano crescere l'economia, devono potersi spostare comodamente, velocemente, e dunque gli investimenti infrastrutturali, su cui anche in questo caso, come i finanziamenti europei devono essere protagonisti, saranno fondamentali per cercare di far crescere ancora di più questa collaborazione che ovviamente noi vorremmo che venisse portata avanti in modo costante. Noi, la piccola regione del nord-est dell'Italia, però sappiamo che il compito, anche previsto dallo Statuto del Friuli Venezia Giulia, è quello proprio di tenere i rapporti con i paesi, tutti i paesi di quest'area, perché siamo al centro della Mitteleuropa e all'interno di questa Mitteleuropa sono convinto che le opportunità siano molte e lo si può fare soltanto se si cammina insieme. E il nostro obiettivo è camminare insieme alla Slovenia, perché insieme sono convinto che possiamo andare molto lontano. Grazie. Najlepše se zahvaljujem Republiki Sloveniji in v prvi osebi seveda podpredsedniku vlade in ministru za zunanje zadeve za odlično sodelovanje, ki vedno zaznamuje odnose med Furlanijo, Julijsko krajino in Republiko Slovenijo. Hvala, ker naše države niso samo sosedske države, temveč so države, ki delita skupno ljudstvo, skupno prebivalstvo, ki ima skupno zgodovino, skupno tradicijo in skupno kulturo. Na to ne smemo nikoli pozabiti, ko govorimo o sodelovanju. Zato je manjšina v Furlaniji, Julijski krajini tudi nekaj, kar ni, oziroma pravzaprav ni tuje pri Furlaniji, Julijski krajini, temveč je nekaj, kar je bistveni in sestavni del naše zgodovine, tradicije in kulture. Ni nekaj, kar je prišlo od zunaj iz Republike Slovenije, temveč manjšina je del nas. Zato je naša vloga, da jo na vse mogoče načine in v najboljših močeh podpiramo. Podpirati jo moramo pri svojih prizadevanjih, sploh za kar zadeva medije v manjšinskih jezikih in svobodo informiranja v manjšinskih jezikih. Danes smo govorili tudi o zastopstvu slovenske manjšine v italijanskem parlamentu. Prepričan sem, da bo našima državama uspelo najti ustrezno rešitev, da se manjšini zagotovi predstavniku in največjem seveda v parlamentu, največjem izvoljenem telesu v državni ravni. Ta predstavnik pa ne sme biti vezan na politično stranko, temveč mora zagotoviti dostojanstvo vsej manjšini v institucijah. Druga tema današnjega srečanja so bile migracije. Tudi tukaj se zahvaljujem Republiki Sloveniji za izjemno sodelovanje med državama. Zahvaljujem se za solidarnost in za vzajemno odgovornost, ki je prisotna med našimi državama. Žal smo večkrat videli, da to ni tako samoumevno. Prepričan sem, da če so pravila in če jih spoštujemo, potem ni zidov. To se dogaja v Furlaniji, Julijski krajini in v Sloveniji. Težave pa nastanejo, ko pravil ni, ko se ta ne spoštujejo, potem se začnejo dvigovati zidovi. Zato apeliramo na balkanske države, naj sicer upravičeno prosijo za pomoč Evropo in naše države, temveč morajo tudi poskrbeti za boljši nadzor nad mejami. To trdimo ob zavedanju, da
da je treba ljudem sicer zagotoviti prosti pretok med državami, ker drugače ne bomo mogli doseči skupne rasti. Druga tema današnjih pogovorov je bil turizem. Govorili smo o skupnem čezmejnem projektu med Republiko Slovenijo in Italijo. Tema je bila torej nek skupni projekt, ki bi tako Sloveniji kot Italiji povrnil oziroma dal večjo vidnost na evropski in na mednarodni ravni. S skupnim projektom bi namreč dosegli veliko več. Za zaključek naj še povem, da smo govorili tudi o infrastrukturah. Tudi te so izredno pomembne za to, da lahko dosežemo rast. Namreč prosti pretok oseb je nemogoč, če nimamo dobre infrastrukture, ki to podpira. Evropa nudi več možnosti za sodelovanje na tem področju, tudi finančna sredstva so na voljo za to in zato upam, da nam bo tudi to uspelo. Uspeti nam mora tudi neko trajno sodelovanje med državama. Naša dežela je sicer majhna dežela, ampak pomembno je, da goji odnose z Republiko Slovenijo, saj je nenazadnje to tudi zapisano v našem statutu. Dežela Kranjska Goriška krajina si namreč prizadeva za odnose z vsemi državami v srednji Evropi. Naš cilj je torej stopati skupaj, saj samo tako lahko pridemo daleč. Prosim za vprašanje. Lepo pozdravljeni, Mirjam Mačkovič, novinarka RTV Slovenija, dopisnica iz Trsta. Vprašanje za gospoda Federigo. Naklonjeno Sloveniji in Slovencem v Italiji ste izrazili že v času volilne kampanje, če se spomnite najnih pogovorov za Radio Televizija Slovenija. Vesela sem, da pri tem vztrajate tudi za krmilom deželne vlade in da ste to danes znova potrdili. Sprašujem vas, gospod Federiga, Italija namerava zmanjšati število parlamentarcev. Kako potem zagotoviti Slovencem mesto v državnem, ampak tudi v vašem, v deželnem parlamentu? Hvala lepa. Buongiorno a tutti, Mira Muženić, RTV Slovenija, una domanda per lei Presidente Federiga. Lei ha dimostrato una certa benevolenza nei confronti della Slovenia, della comunità nazionale slovena in Italia, anche durante la campagna elettorale. Non so se si ricorda i nostri colloqui, le nostre interviste che abbiamo avuto all'epoca. Sono molto lieta che questo atteggiamento continui anche adesso quando lei è alla guida della regione Friuli-Venezia Giulia e che lo abbia ribadito anche in occasione dell'odierno incontro. Avrei una domanda. In Italia si parla di un'eventuale riduzione del numero dei parlamentari. In questo contesto come vede lei il garantimento di un posto a un rappresentante della comunità nazionale in Slovenia, ma non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale della sua assemblea? Per quanto riguarda, allora intanto faccio una premessa a livello regionale, senza quelle garanzie di cui parlavo, cioè la libertà di poter rappresentare solo la minoranza, fortunatamente è sempre stato rappresentato la minoranza slovena. Penso però che anche andando a rivedere la legge elettorale dovremmo cercare di liberare l'obbligatorietà di apparentamento, di collegamento con una lista politica, proprio per la libertà che devono rappresentare all'interno delle assemblee di sloveni per tutelare la loro comunità. Per quanto riguarda il livello nazionale, io credo che la via da percorrere sia quella di Bolzano. Lì vengono, diciamo tra virgolette, non rispettate le proporzioni in termini di numeri, proprio, è chiaro che è un caso diverso, però là perché c'è un accordo internazionale con l'Austria e quindi si supera la questione della proporzionalità rispetto al numero di abitanti e si